Anche il maestro Beppe Vessicchio partecipa al convegno di studi pirandelliani a Palermo. Lei ha incontrato tantissimi giovani e allora le chiedo che rapporto c'è tra la musica e i giovani. Beh, diciamo che rapporto c'è tra la musica e ogni cosa che esiste, secondo me tantissimo. Adesso la scienza degli ultimi anni, la fisica degli ultimi anni ci dice che tutto ciò che ci circonda, visibile o invisibile che sia, agisce, interagisce attraverso forme d'onda. E le forme di onda si misurano attraverso le frequenze, con il sistema delle frequenze, così come si misura il suono udibile. Quindi vuol dire che è tutto suono. Quindi quello che è il messaggio sonoro in generale, poi nello specifico culturale, quello della canzone per i giovanissimi, ma quelle di tutte, diciamo, le espressioni musicali, è un linguaggio che appartiene a tutti. Io dico sempre che la musica è la seconda lingua di ogni popolo. Quindi è possibile non comprendersi con le parole, ma per ciò che riguarda la codifica del suono c'è un'intesa spaventosa. Quindi viaggia a un livello molto profondo. I giovani sono collegati tra loro attraverso la musica, più di quanto loro possano pensare, perché non è soltanto la scelta individuale, ma è proprio l'insieme del panorama musicale che li unisce. Al convegno si parla anche del rapporto tra Pirandello e la musica. Qual è stato? Beh, il rapporto secondo me sta proprio nell'armonia della parola, cioè quando si collegano le parole tra loro, in un certo senso si sta facendo musica. La parola musica è una parola universale, la parola armonia lo è ancora di più perché viene studiata dagli antichi greci. Quindi significa che diciamo, è la migliore delle condizioni di ogni singolo elemento in un insieme. Cambia l'insieme, come può essere una lingua, e quindi gli elementi devono ritrovare la loro condizione per poter viaggiare con questa grande forza. Quindi penso che effettivamente la parola di Pirandello abbia già in sé una musica, una musicalità, un indizio importante di suono che va oltre quello che è il significato della parola stessa.